Siamo in Piazza Ferretto a Mestre davanti allo stand del Movimento Consumatori per spiegare a chi è interessato quali sono le novità, i diritti insomma, di chi consuma. E allora quali sono i temi fondamentali oggi? Allora, questo banchetto tratta fondamentalmente i temi della salute, quindi quali sono i diritti dei pazienti, cosa possono fare i cittadini che si trovano a dover aspettare tempi interminabili per le prestazioni sanitarie. Salute in primo piano dunque, con le indicazioni sui diritti del malato, l'elenco delle prestazioni mediche e dei tempi massimi d'attesa scaricabili dal sito www.sportellodelconsumatore.it, ma poi anche aggiornamenti sul risparmio energetico con l'avvio dei gruppi d'acquisto, per esempio, che semplificano i passaggi burocratici e le procedure di installazione per chi acquista pannelli fotovoltaici. E poi le guide ai finanziamenti bancari, con le informazioni sugli importi finanziabili dei mutui, la loro durata, gli interessi, i costi e tutte le caratteristiche del credito ai consumo. Noi abbiamo come appuntamento fisso qui il giovedì mattina per tutto il mese di maggio e anche a giugno continueremo per poi riprendere dopo l'estate. A Treviso saremo il giovedì pomeriggio e poi facciamo Piazza Bra Verona il mercoledì. Intanto per domenica un appuntamento per le famiglie, dalle 15:30 alle 18:30 al Palaplip di Mestre, la festa dei piccoli consumatori informati.